testimone che, secondo la sua storia personale e politica, è ovviamente di parte, ma è gramscianamente di parte, quindi è partigiana. Ha raccontato con la sua capacità di analisi, con la sua acutezza, diverse fasi della storia sarda. Il libro, diciamo, sostanzialmente si divide in tre parti. Una prima parte che riguarda una serie di ritratti. Ci sono diversi articoli e saggi che parlano di Gramsci, un saggio intitolato Ripensare Marx, e poi una serie di saggi molto belli anche, diciamo così, dove traspira l'umanità, dedicati a personaggi che Eugenio ha incontrato. Cito Umberto Cardia, Lorenzo Lacconi, Mario Melis, e poi ci torneremo perché tutto questo discorso si lega poi anche al discorso della lingua, dell'identità e dell'autonomia. Una seconda parte è la parte, diciamo, più pubblicistica, che raccoglie tutta una serie di recensioni, di articoli su altri libri, su altre persone, altri autori. E poi la parte di riflessione intitolata Ragionando sul presente, dove Eugenio raccoglie articoli pubblicati su diversi quotidiani, interventi fatti in diversi convegni, sul presente, sulla democrazia, sui temi dell'autonomia, sul tema politico, sul tema della crisi. E quindi un libro che insieme mette diverse cose. La filosofia, il titolo, La caverna di Platone, è un richiamo esplicito. La politica, la storia, ma anche le storie di diversi personaggi che sono stati importanti nella storia sarda. E poi tratta in diverse parti quello che è il tema dell'autonomia. Io mi sono segnato nella lettura una serie di passaggi che vengono riportati. Il passaggio in particolare sull'autonomia che mi ha colpito è una citazione che viene riportata di Emilio Lussu, che parla dei sardi in un articolo pubblicato nel 1951, e dice: le tante decantate nostre qualità ataviche, sentimento dell'onore, coraggio, disciplina, lealtà, fedeltà alla parola data e altre consimili sono favole, non siamo né migliori né peggiori degli altri. Eugenio poi chiude il paragrafo dicendo: Lussu non costruisce per la Sardegna e per il popolo sardo improbabili scenari di un passato mai accertato e verificato, ma solo mitizzato e sognato. Nel suo giudizio sul passato e sul presente è possibile misurare tutto il rigore della propria autocoscienza critica, sola e unica base di certezze, di affermazione e di futuro. Questo ci aiuta un po' a superare tutta una serie di dibattiti che nel tempo sono succeduti su questa fantomatica specialità, diciamo, questo voler rincorrere per forza la nostra identità su una superiorità all'interno del Mediterraneo. E un altro passaggio importante lo fa quando parla di Mario Melis. Scrive Eugenio: il suo concetto di regionalismo e di autogoverno, di autonomia, non conduce al separatismo. Al contrario, esalta la differenza insieme l'unità, come ricchezza non disgiungibile. Il regionalismo e l'autonomia sono valori universali che trovano piena affermazione e compimento nel federalismo, come superiore forma e sostanza di convivenza, di democrazia, di giustizia e di libertà. E queste, ripeto, sono affermazioni che è importante ricordare anche quest'anno, dove ricorrono i 150 anni dell'Unità d'Italia, e che ci devono portare a pensare quello che è un nuovo modo di
essere sardi anche all'interno di un'identità nazionale più forte. Sulla lingua cito un passaggio di Gramsci che dice in una lettera del 27 alla sorella Teresina: intanto il sardo non è un dialetto, ma una lingua a sé, quantunque non abbia una grande letteratura, ed è bene che i bambini imparino più lingue se possibile. E prosegue: ti raccomando di lasciare che i tuoi bambini succhino tutto il sardismo che vogliono e si sviluppino spontaneamente nell'ambiente naturale in cui sono nati. Ciò non sarà d'impaccio per il loro avvenire, tutt'altro. Questa è un'affermazione che Gramsci fa in situazioni ovviamente molto particolari, ma che gli permettono ancora di pensare a quello che è stato l'ambiente dove ha vissuto. Ma per quanto riguarda poi la parte che Eugenio dedica alla riflessione, scusate, mi piace il suo ottimismo che traspare nelle pagine degli ultimi articoli. Un passaggio in questo articolo che è intitolato La questione sarda oggi dice: si può riprendere a camminare perché la storia non è finita e non finisce e alla lunga va sempre avanti, avendo ben chiaro però che i risultati mai possono venire generosamente dall'alto, avendo ben chiaro che deve rinascere la forza rigenerante dell'etica, della cultura, della partecipazione, della volontà collettiva. Questa forza rigenerante oggi non c'è, è abbastanza fioca. Però in un altro passaggio dove chiede alla politica uno sforzo maggiore, lo chiede a tutta la politica per riconquistare il futuro, così come si intitola l'articolo, cita: la politica deve essere l'occupazione più nobile dell'uomo, perché la politica vera è educazione, è formazione umana e civile, è conoscenza, è etica, è crescita intellettuale e morale. Ecco, in tutta questa serie di articoli, alcuni scorrevoli, altri un pochino più pesanti, a cui bisogna dedicare una maggiore attenzione, Eugenio ci vuole portare in questo viaggio, un po', ripeto, iniziando con le basi filosofiche e un po' dandoci l'esempio di profili di questi personaggi importanti nella storia dell'autonomia della Sardegna, senza però appunto abbandonare quella che è la speranza e l'ottimismo. Diciamo che ha scritto anche 2 articoli su Cagliari, e su Cagliari è stato un po' profetico, li ha scritti nel 2010, dove richiamava i giovani insomma, a un impegno maggiore, ed è stato insomma un buon profeta anche su questa su quella situazione. Io lascerei anche la parola a Eugenio e poi insomma mi riserverei anche di intervenire successivamente nella fase di dibattito, dove insomma si possono porre domande, fare delle riflessioni anche alla luce di quello che Eugenio ci dirà ora. Mi alzo così mi vedono. Ma io non vorrei, a mo che lo dicono, sei sarragao, così è, anche voi, un po', ma passa, parlando passa.